siamo a presentare un ulteriore calciatore, per questo motivo ringrazio anche, approfitto per ringraziare la proprietà, perché ha deciso di darci la possibilità di fare un ulteriore innesto, che è Andrea Cocco, che è un attaccante che abbiamo cercato, ci è stato proposto per caratteristiche tecniche e caratteristiche fisiche. Non era in preventivo, ma vista l'unica presenza in organico di un attaccante di struttura che è Mbakogu e la necessità comunque di avere sempre la possibilità di avere per il mister due attaccanti di struttura, abbiamo deciso, la proprietà ci ha dato la possibilità di tesserare Andrea Cocco, che ha un curriculum che parla da solo. Ringrazio anche lui perché ha dato grande disponibilità e mi auguro che sia, insomma, sicuramente motivato, e mi auguro che sia un giocatore che ci possa dare una grossa mano. Quindi approfitto per ringraziare anche lui perché si è messo a completa disposizione sia dal punto di vista dell'ingaggio sia dal punto di vista del contratto, e quindi ne va dato atto perché insomma ha detto voglio venire a Padova per dare una mano a questa squadra a salvarsi, ecco, tutto lì. Quindi adesso le domande le potete fare a lui. Allora, prima impressione, anche se poi oggi ti allenerai per la prima volta, no? Però hai conosciuto il presidente ieri sera, così, insomma, qual è un po' la prima impressione nell'ambiente in cui sei arrivato? Le impressioni sono positive, subito dalla prima chiacchierata col direttore, che mi ha dato subito un'iniezione di fiducia. Io credo che ci sono i presupposti, anche conoscendo il gruppo adesso in queste poche ore, ci sono i presupposti per lottare fino alla fine della salvezza, a centrare il play-out o qualcosa di più. Tu hai rescisso col Pescara, no? L'ultimo giorno di mercato? Sì, io ho deciso di scendere col Pescara l'ultimo giorno di mercato, così magari eventualmente avevo la possibilità di firmare con un'altra squadra. Ho cercato di tenermi allenato tutto questo tempo, come preparato all'atletico. Ovviamente non avevo i ritmi della squadra, però piano piano ci arriveremo. Avevi rifiutato offerte dal C? Volevi mantenere la categoria? Sì, prevalentemente volevo mantenere la categoria, era questo il mio obiettivo. Poi alla fine non ci sono castate tante cose e non ho trovato l'accordo con nessuna società. Andrea, tra l'altro io seguivo la tua vicenda fino all'estate, perché già dall'estate si parlava del fatto che tu avresti dovuto lasciare Pescara, si era parlato di tantissime squadre, qui Vicenza, Triestina, in zona c'era movimento, no? Però tu hai avuto la decisione, cioè mi ricordo anche in estate, no? Che alla fine hai voluto rimanere fino alla fine. Sì, in realtà dovevo andare via l'estate, poi comunque sia il mister mi aveva convinto a rimanere, anche visto l'ultimo precampionato, e niente, poi le cose sono andate come sono andate, ho giocato sempre meno, le aspettative che avevo non sono rimaste tali e abbiamo deciso di dividerci. Di Isoli cosa sai? Beh, sai visto quello che ho conosciuto, no, cioè non ti ho mai allenato? No, non ho avuto mai questa fortuna qua, però conoscendo tramite comunque ragazzi che hanno giocato, che hanno avuto lui, comunque un mister che vuole sempre tutto in campo, che fa del sacrificio, la mentalità aggressiva delle sue squadre, e quindi è giusto così, perché per tirarsi fuori da questa situazione qua ci vogliono questo tipo di caratteristiche qua. Ma ecco, l'esperienza qui al Padova, no? Che mi auguro poi sia anche per te il più lunga possibile, ma che cosa rappresenta? Perché nel senso, se non sbaglio, guardavo stamattina per curiosità, quando sei arrivato a Pescara, adesso non ricordo bene la data, hai detto voglio dimostrare che non sono un giocatore finito, se non ricordo male, mi sembra che No, Pescara no, perché venivo da... però vabbè, allora ho letto nelle tue dichiarazioni del genere, non lo so. Cosa rappresenta per te Padova? No, perché ultimamente
si va dicendo che stia male fisicamente dovuto all'infortunio che ha avuto 2 anni fa. Quindi questa sicuramente è una cosa che vorrei smentire. Infortunio dove, scusa? Al ginocchio. Quindi è una cosa che vorrei smentire, che ho superato, non ho nessun tipo di problema né al ginocchio né in nessun'altra parte del corpo. Quindi volevo smentire questo e volevo comunque sia rimettermi in gioco e dimostrare che ancora posso dare qualcosa. Hai detto che ti sei allenato comunque fino a gennaio adesso con un preparatore, fisicamente come stai, come ti senti? No, da febbraio in poi mi sono andato al preparatore, a gennaio stavo ancora a pescare. Esatto. Mi sento abbastanza bene, ovvio che magari non avevo l'intensità, il ritmo che magari può avere e può dare una squadra, allenarsi con una squadra, però piano piano penso che col preparatore ho già parlato stamattina possiamo arrivare ad avere una buona condizione. Ma tu quindi conti di andare in panchina già sabato a Crotone? Questo non so, questo è un po' perso per Se dirlo. dipendesse da te, cioè ti senti arruolabile, magari Sì, potrei però giocare, questo magari sicuro lo dico dall'inizio, però... Sì, ovviamente mi sento bene, però a fare subito una partita, non lo so, questo deciderà il mister ovviamente, però comunque sia, penso di stare abbastanza bene. Hai un feeling particolare con il Veneto? Perché se non sbaglio questa è la tua quinta squadra in Veneto, hai giocato a Verona, Vicenza, Venezia e anche a Rovigo. Sì, che ti trovi Veneto. Sì, ho fatto Verona, Vicenza. Sono 7 province, gliene mancano 2. Sì, infatti, Nell'uno poi. Ho fatto Treviso e Venezia, ho fatto Belluno, Rovigo, ho fatto Verona e Vicenza, ho fatto quasi tutti, non so. Sì, speriamo per te, Treviso e Belluno. Belluno e Treviso, che in questo momento non sono un granché, ma Sì, alla fine il destino mi porta sempre qua, sono contento di stare qua. È una terra che ti piace il Veneto? Sì, mi sono sempre trovato bene. Senti, una delle tue migliori stagioni è stata a Vicenza, no? Hai lasciato il cuore. Tra l'altro poi in estate quando uscivano le voci c'erano tifosi che mi scrivevano anche torna. Ti hanno scritto dopo questa decisione? No, ti dico la verità no, però ovviamente ho lasciato un buon ricordo e io ho un ricordo splendido di loro. È stata anche una stagione un po' particolare per me. Però quello è il passato, ora dobbiamo guardare al futuro e c'è una nuova sfida da affrontare. C'è un'opzione in caso di salvezza, di rinnovo, cioè, sì. Salvezza e rinnovo. sì, c'è un rinnovo automatico in caso di salvezza e deve raggiungere un paio di obiettivi personali. No, No, guarda. Beh, credo che la società ti abbia preso anche perché poi, insomma, anche le ultime partite, insomma, Bakogu c'è stato o non c'è stato, tu davanti magari può essere anche un punto di riferimento, farti sentire anche per le tue caratteristiche tecniche e fisiche in mezzo all'area, no? Quindi, insomma, Non lo so. per quanto riguarda i compagni, non so, ci sono Bonaffioli, Bakogu, li conosci già oppure... No, personalmente non ho mai avuto a che fare con nessuno, comunque li conosco perché ovviamente ci conosciamo quasi tutti. Quindi sono comunque sia giocatori di livello e speriamo che tutti assieme diano una mano per uscire da questa situazione qua, perché sicuramente il Padova non merita. Anche perché il tempo stringe, quindi si tratta di trovare anche subito il feeling, no? Perché Quello sì, solo gli allenamenti si può trovare col duro lavoro e magari un pizzico di fortuna in più. Cosa ci vuole secondo te per salvarsi in una stagione in cui innanzitutto le partite sono meno rispetto agli ultimi anni, c'è una lotta molto serrata lì sotto perché ci sono 5 squadre in lotta, le altre si sono già un po' staccate. Che cosa potrebbe fare la differenza secondo te? Beh, sicuramente la determinazione e la voglia di raggiungere qualcosa di importante, perché sarebbe una salvezza comunque sia complicata da raggiungere in questo momento qua, però io ho visto il calendario, abbiamo tanti scontri diretti, molti di cui in casa, e quello secondo me è un grosso vantaggio che abbiamo dalla nostra parte. Per descrivere un po' i contorni della trattativa, no? Perché, se vuoi tu Andrea, ecco, delle ultime ore poi è sbocciata, perché è vero che il direttore dice magari sì, se ne era già parlato un po' che ci stiamo riflettendo eccetera. A te quando è stato comunicato che dovevi venire a Padova, non so, ho preso la notizia che mi volevo il Padova, ho fatto carte false per venire? No, allora ci eravamo sentiti ancora una decina di giorni fa, poi sabato... Hai no, parlato direttamente col giocatore o col suo agente, insomma? con la gente, poi venerdì sera eravamo in ritiro con la proprietà, abbiamo un po' ragionato
sull'opportunità di fare questo tipo di operazione, c'è stato l'avallo positivo da parte della proprietà, poi abbiamo chiamato insomma, lui e anche la gente dicendo che insomma, c'era la volontà da parte nostra di provare a portare avanti questa situazione e insomma, lui ha dato ampia disponibilità, ovviamente non ha fatto per questione. capire, sì, non so le tue... No, in 2 minuti ci abbiamo messo, no, domenica quando ti ha sera. dato il via libera per venire a Padova, immagino tu sono fossi... salito subito, però. Sì, no, ci siamo sentiti lunedì e gli ho detto guarda, domani c'è la partita, se riesce a venire mercoledì, ieri è venuto. Quindi hai visto la partita martedì? No, è venuto ieri. Sì, ma magari se ne sì, ho guardato la partita. Sapevo che sarebbe arrivato no, mercoledì, magari. Cioè, almeno l'avrei vista la partita. Sì, ho visto la credo. partita. Che impressione ti ha fatto? Buonissima, anche perché di fronte c'è il Brescia che comunque è una squadra titolata per andare su. E tra l'altro io avevo già incontrato e mi ha fatto molta impressione, secondo me continuando con quell'atteggiamento là ci possiamo salvare. Ok, Grazie. Buon allenamento. Grazie.